Venite, venite, vi apriamo le porte al futuro. Benvenuti nell'Istituto Carlo Gemellaro di Catania. Oggi terremo una lezione di grafica e comunicazione. In particolare parleremo di web design. Cosa facciamo durante questo corso? Studieremo una serie di tool che ci serviranno per la realizzazione del nostro, progetto. Impareremo degli strumenti, quindi come GIMP, che è un prodotto che mi permette di manipolare le immagini ed è un prodotto open source, quindi posso averlo gratuitamente. Imparerò ad utilizzare l'HTML, utilizzeremo il CSS e faremo anche delle cose che riguardano teoria del colore per capire distribuzione dell'immagine, teoria del colore per capire cosa succede quando noi presentiamo un'immagine, quindi un manifesto al pubblico. Tutto questo, riguarda il nostro corso. Partiamo banalmente da un'immagine che abbiamo trovato su internet. L'idea qual è? L'idea è estrapolare un'immagine, un dettaglio, cosa che abbiamo fatto con questo strumento. In effetti, eccolo qui, il dettaglio è questo, e a fronte di questo dettaglio cercare di creare una pagina che in qualche modo sia accattivante per il pubblico. Cioè l'idea di grafica e comunicazione, web concept, web design è: riesco da un dettaglio a creare qualche cosa che sia accattivante? I vostri lavori durante questo corso sono stati diversi, ora un attimo li andiamo ad analizzare. Per vedere un po' i risultati, questi sono fondamentalmente i vostri lavori, otteniamo questo tipo di effetto. Ad esempio, una scelta di distribuzione centrale su uno sfondo verde con una scritta blu. Cosa si evidenzia su questo tipo di immagine? Che probabilmente la scritta non risalta abbastanza rispetto al contesto complessivo. Nei vari tentativi, ovviamente sempre monooggetto, poche cose, pochi elementi da rappresentare, otteniamo diverse possibili composizioni. Ad esempio, qui è stata fatta una scelta di tipo asimmetrica verso il lato sinistro, con un tipo di tonalità tale da risaltare di più la stringa, quindi in effetti qui è già leggibile, e andando a vedere i vari tentativi, le modifiche, le scelte fatte sui colori, possiamo vedere anche altre soluzioni. Questa ad esempio è quella che in assoluto è stata apprezzata di più. Risulta l'immagine piena, quindi ci dà l'idea di immagine piena, ci dà l'idea di immagine piacevole per quanto riguarda l'osservazione all'occhio, e tutto sommato è risultata l'immagine più gradita. Cosa dobbiamo osservare per quanto riguarda le nostre scelte? Quando facciamo grafica e comunicazione, noi cosa andiamo a guardare? Andiamo anche ad osservare il fatto che questa immagine otterrà un effetto diverso sull'oggetto che viene osservato, per cui se io lo vedo, lo proietto su uno smartphone, ho un effetto, lo presento su una lavagna, ne ho un altro. Sappiamo benissimo che se lo proietto su un display di un portatile ho un altro effetto. È un problema del web design. Il web design deve cercare di ottenere un'immagine la cui resa sia più o meno verosimile su tutti gli oggetti. Da qui, ad esempio, noi andiamo a guardare, ad osservare, che ne so, nella teoria del colore, come funzionano i colori primari, colori secondari, come miscelarli, perché certi colori vanno accoppiati, altri colori non vanno accoppiati, come vengono distribuite le immagini. E tornando sempre al nostro esempio, qui vediamo ad esempio la pagina precedente con esattamente la stessa impostazione, cambiando il colore di fondo. Quindi lo sfondo è stato cambiato, è stato messo una ragosta e improvvisamente l'immagine sembra in qualche modo diversa. Durante il corso quindi fondamentalmente valutiamo, elaboriamo questo tipo di
problematiche questo tipo di elementi. Lo abbiamo già detto, utilizziamo strumenti come GIMP, utilizziamo l'HTML, il CSS, più tanti altri strumenti.